È lei. L'ho conosciuta un paio di settimane fa e adesso ci stiamo frequentando. Sposala. Sposala. Lo sai quanto ci terrebbe la mamma che ti sistemi anche te, no? Ma quello lo so. Cos'ha che non va? Lavora? Sì, ha un'azienda sua per quello. È una che se ne passa tanti? No, per quello è seria. Ha avuto solo un fidanzato. È un po' gne 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 gne. Ma figurati, ma ti pare che uscire con lei? È una terrapiattista. Ma che cazzo ha che non va? Mauro, è una di quelle. Ma di quelle cosa? Ciao cucciolino mio, devo dirti una cosa veloce. Mi ha chiamato Giulia, quella mia carissima amica con cui vado in palestra, quella col fidanzato che fa il personal trainer, che ha il papà che ha il negozio di abbigliamento. Ecco, mi domandava se avevamo voglia di andare anche noi a passare un weekend in montagna a casa di Cristina e Veronica, le mie amiche gemelle, che io sinceramente me ne farei. Così anche da Sara, la mia estetista, però non so di che colore farle ste unghie. Tu cosa consiglieresti? Perché Paola mi suggeriva di farmi un rosso acceso, però secondo me è da vecchia. Come mia madre, che quando le fa sono spettacolari, però ho imparato molto da lei, Vedrai la prima volta che ti farò le mie crepe impazzirai, anche perché il segreto è mettere un pizzico di chiappe che mi fanno un gran male. Ma magari chiedo un consiglio al fidanzato di Giulia, al personal trainer, quando andiamo in montagna, perché ci andiamo via da Roncino, anche perché in baita sarei curiosa di provare. Devo chiedere a lui. Vabbè, hai capito tutto allora. Vado a prepararmi, ti aspetto qua, non fare tardi, ok? A dopo, torroncino mio, ciao. Cucciolino mio! Chiama! Semplicemente chiama! Chiama Cicciolino nuovo vocale. È minorenne. Ha già un figlio. È un trans.